segnato dal destino, batte il cielo della nostra patria. Senza confidarsi, nome dall'ultimo, ho scominciato a capire, ma gli è rimasto parte. Cui può essere stata mettita al chiaccio di srobes? Ma schiandarlo in che maniera? Ma sarà qualche impiegato, magari un professore. Di banda sta il vostro legame. Certo, lei che nessuno di noi non l'ha mai conosciuto veramente, Silvano. Alla vita sua ma sempre solo di piccolo e forse tutto questo non sarebbe succeduto se fosse in stas tutti prodotti e se avesse mostrato il nostro amore. Che mettilo di là dal camerino. Sei tu tassate la tarea? Sì, signora Margherita. Gli hai portato anche il resto là, con il Siegfried. Tu la scrivendo, vorresti di tirare un chilo di sponde e una pièce di formaggio. Sì, perché lo sono in Trix. In Trix? C'è in Trix? Ah, non si sa mai. C'è qui il fascista, c'è qui il Todès. Cazzo, ti vede male, solo a far crescere le palle e portare al masso. Ah, ma tu mostri il bombe, Signor Margherita, io per gioco avrei svenire. Ti svesti e non lo grande. Se non avessi bisogno di accarri. Ah, no, grazie, che cosa la piace? Ah, aspetta, che gli sapi deve che ti fai da fare. Grazie, sono Margherita. Sì. E allora se vede con Luisa Binotto. Ah, sì, Michele, grazie. Ma, sì, un po'. Il mio non viene alla chiesa? Sì, alla resta di togliere fumo. C'è che ci sta insieme a febbraio e dopo uno la dice la teologia, avete finito un po' di tutto per lavoro qua. Ah, ma vorrei dire sia buono, c'è che avrebbe da dimostrare. Ah, va bene. Ma tu c'è altro? Ti conventi a dare? No. Allora voi. Sì, vamo Michele. Va. Ah, saluta Tomari e dici che lui se può venire a aiutarmi a parlare insieme. D'accordo. Bella buona notte. Buona, va Michele. Disportare.
Ma Luisa lì, Ciao, se non la può, non so niente. Perché a ti mangi proprio te la parzuccare pesato. Non state povere, che divrà che lo regalerei a uno dei stronzi sto che si marita. Sì, che smestico broi. Bonde, parue. Vuoi mandarti a degli sprutus? Poi finite il vestito di tensione, anche il burmano di Sofia. Invece lui, o dai, che sacrificio rinnovo. Spero che mi vedi bene, che voleva pur di darmi un brum di idee. Ecco. Per mettere sulla polemica. Ah, sì, dal momento che sono quasi insieme. Oh, e che frutto non c'è proprio più toglie? E di lui si è giù e non si snuia, che non sono anche a tornare in questo stabilimento. Alle tarde che parlore, qui tieni sti cumò. Oh, ma se giocato Lutis, c'è curiosità. E mi ha trovato l'ingegnere, mi ha detto dentro delle flui. E Giulia mi ha aspettato per fare la strada insieme. E stabilimento resterà serata, quindi e dici perfetto. Ma le farlie, che manca la materia prima, non si può leggere anche un lavoro, se bene. Ah, come, ma a manco, vedo tirare la quindicina. Però mamma non è giusto. Secondo me da stabilimenti con economico tour di science e non mi fai offerte sacchette. Giulia, se tu diventate matti, ma c'è nessuno, figa. E poi ho venuto sul saltore e ho sempre visto di stare peggiottali e dopo di me ne ho poi a Cine e ho parlato gli usuari. Ogni dia amore è la fiesta a chiasso, ogni dia essere ma non guarda il dosato. Ma c'è molto. Ho ben sempre fatto così. Sì, anche tu da samame dolce che tu chiami. E non è tu, bravo sartore come che tu sei. Ma non varesi non ti vede ognuno il suo libretto. Ma io lo sai, la mamma fa stuttiere, sa scuola. Sì, fa stuttiere, io non disco illustrare. Però intanto io non ho potuto studiare, come avevi tante passioni. E tu, Giulia, sapessi di maridarsi? Allora c'è. Tu sei sulle direttenti. Tu hai sul mestiere e non tu sei scuola. Giulia è giovane, è plena di vita. Sì, d'accordo, tu hai troppo sentimenti, ma non dunque mo, è accurato di dimentarsi. E io non hai che di maritare, anzi, non vuoi proprio sapere. Ma un diploma di cosa restante? Lucy, non ti capisco. Ma io credevo che tu ti fossi rassegnato. E rassegnate, non pensavi più. Ma vedi, la chiamata l'ingegnere. Chi vedi qua guarda sulle sprove di lavoratore. Sai tu che l'ingegnere anziano, che l'ho tornata a tirare dentro qualche giorno è stato chiamato? Beh, e ha detto che aveva fatto le pure mi ha domandato se spero io vado a bene, ho vorrei preferire non mi facesse domande. Mi sono sentita diventare feroce. E dopo disi che dopo le quinte elementari è potuto fare 1 o 2 anni di testa. E quindi come si arriva a questa? Mi dici che deve anche di preparare la lestre morena.
davvero più alto, poverina. Mi vedi, sì. C'è tanto da fare in cuore tutto. È bravo tu ieri. Per fare le curte e l'ingegnere mi ha fatto incomplimenti. E alla ripeto, sarebbe anche non devo studiare. Magari pensai per solo, no? Maledette guerre sarà finita. Ma non ne so, perché che potete tornare a casa io non so proprio. Chi l'ha potuto a mettermi a fare il lavoretto? Invece te sono messo un diploma e potrei stare pure impiegato. Capisci tu? Magari, faccia di no, ma sai che di che? Sì, sta quieta, anche qui sarei. Ho pensato in c'è! Con quelli che diventano di madrasa all'università! Perché non ho mai fatto colpi nulla! Cercai sulla macchina di collegio, dove la fai tenere le denti a sbortoso. E io come studiate che di io. Sta bene. Anche pensamento che sta bene. Con la cena sediata sul spoler. Tu invece sei restata a dormire di Mariutta? Sì, a proposito, ti saluto tanto. Ah, grazie. Ma sì, faccia vale questo suo rumo. Va a dormire, vengo in strada anch'io. Maddalena, tu has aiutato. Aiutato? Aiuta Michele, c'è basta da vestirsi e lui qui sarà. Maddalena, hai ragione, ma che scusi, non sarebbe ricevuta, poi. Deve perdonare, signorina. Non voglio metterlo a disagio. È tanto bene Michele, tu corri a casa, ma ormai che non devi venire la mamma e il papà che si chiamano in pulito. Tu Giulia va a dormire. In 4 fasi in base sul suo. Pensare io, Patricio. No, Giulia, io non posso poi dirvi senza di te. Non può essere, non hai detto. Ma perché, così Michele, perché non vorresti studiare? E direi dicendo, anche gli occhi vorrei. Tanto interessato. Michele mi ha trovato svenuto dietro casa sua, fuori dal paese. Mi ha raccolto, mi ha dato da mangiare e poi col buio mi ha portato qui pensando di nascondermi nel fienile. Ma io non voglio restare più di un giorno. Non è giusto che faccia correre questo rischio a una famiglia intera. Ma lui, poi sarà. Cioè, mi scusi, lei chi? No, che per me è purpura. Lo capissi anche io, perché sono di Gorizia. Si vede che non sono tanto usata per vedere. Mi dica, che mi conti, vorrei. Sono il partisan sbandato. Hai una certa di
d'identità falsi col nome di Sergio Masetti, ma mi chiami Simone Ascoli, sono ebreo. Mare Santa! Le assicuro, signorina, che gli ebrei sono persone normali, sa? Guardi, non ho nemmeno la colpa. Oh, ma io non intendevo, io non volevo... No. È lei che mi deve scusare. Io sono Massimo Brosi e Ancia Studio. Il rischio pariere dopo. Io devi assolutamente rilavidica. Di te non ti permetterà mai di sposarmi. Io sono tua. Posso essere fare. Posso essere tua. Ma ma c'è voglia di tu lavori, io poi lavoro anche io. E poi distruggi sta cammina e tu sarai sempre tu. E senza dare, se sento col figlio. E cioè, tu sei sfurbile qua. Io cammino mi porta e lui da prima. Per me tu sei più ben fantata al mondo. Oh Giulia, io non sai che cosa sarai spaghetti. Cioè, cosa sarai di mio non sarai sempre un cartone di stato. Ma E così la mia ieri sera non ancora stretto. Io ho stress. Io avevi days. Non mi rassegnare a sta sconduto di una settimana. Così sono scappato in montagna per un gruppetto di amici. Ciao. Ma non ci si può improvvisare guerrieri. Lo sapevi in Nancia, disse Vanda scomenzata. Ci hanno beccati quasi subito. Io e 2 compagni eravamo fuori in ricognizione, per questo ci siamo salvati. Ma gli altri... Poi, come è arrivato? Noi 3 ci siamo separati per non dare nell'occhio. Io ho camminato, non so quanto, 3 notti. Di giorno mi nascondevo. Volevo arrivare fino a Feris dove conosco qualcuno, invece sono arrivato da Divinità. E la casa di persona, io morivo di fame di sera, era una fontana, di forcosina di bevute. E dopo che tu conoscessi, Michele mi ha sparato. Lei è un bravo Michele. Al foresta campa, Simone, tanto blanco non va mai nessuno, dove Michele? Domani e domenica nessuno va per campi. E al pusierassi le strausute che sono dalle toglare. E se per un caso avessi domandare, si può sempre dire che Michele alla porta di casa della classe per sbaglio. Sì, ma non più di un giorno torna a Maddalena. E intanto bisognerebbe prendere contatto con un gruppo organizzato. Ma Michele mi ha detto che lei ha anche con i sensi. Ah sì, ieri una missione, una cliente. Una volta mi ha motivata che aveva bisogno di un placer e sono me che si deve una che fa sdetrarmi. E poi lei che per 3 anni, anche di lui si è avuto motivata, perché insomma ha proprio piacere di far scampare qualche minuto, solo religione, Simone, e appostare per cercare tanto un bravo. E io ho molte confidenze con lui, lo conosco difficile nessuno. Se è contato del genere, Maddalena, veda se può fare qualcosa in più. Io ho paura per lei. Sì, vedremo Simone, o vedremo domani. Intanto compagnia sul Toblano. Potrei decidere in covente, però bisogna di alze mangiare. Dopo potrei dolce che in covente. Andiamo. Simone, andiamo. Lasciami là. Io starei scarto tutte le occhi, ma poi per un po' di grupo. Vai pure per te, non fa. Sì, va Michele, ci ho di domani. Manca una persona. Veniamo. Ah, di frutta.
settimane se poi spionerà. L'ingegnere all'INSE, castere di Rivadore a fare le materie prime che manchi. Ce fai Lucia che tu ci devi salire? Oh, studi, mamma! Dalla cor, poi Rivadore a passare l'esame di Carcemerichi. Oh, oddio, è tua età. Beh, e allora ci saresti? È stata l'ingegnere a consigliare. Lui mi darà in matematica. 3 anni non mi dà una mano la tenga e parla di ragni di persone come così privati. Anche i libri, vi hai chiamato sul là, non state pure. Lucia, non sta rispondendo con Calasso Tamari, santo? E tu, Vita, ma lasciala in pace, Lucia. Non fa nulla di male, non fa. Oh, non c'è di ben per altri. E tu, Pippi, no? Sempre lì a mateatro, qualche stock. Ma c'è stock, ma non vi ho toccato un pipì per pronti Peppo, Oh, femmine, piuttosto che si pitani che russo, pittore, ma insomma, no, ho lavorato al conde, la mia vita, e anche la frutta, se è già da stabilimento, ma lasciali capaci, lasciali che studi. Non studi, per poter continuare a fare impiegare, ci credi tu. Le volte, o vedi che ti diventa mieti, ma come, anche non mi sumi. Io mi domando, ma c'è conventi anche gli femmine se studi in tanto? Sì, ho convinto che studi di maschio, no? Anche se non puoi fare un po' di nulla. Lucia! Oh, ma sì, papà! La mamma mi usa sempre sacrificati. Prima era il nome Beppo, poi chi smonta il nome Silvano. Sì, chiacchiare tu, sacrificaris, robis in crodi. Io vi ho visto e navigato tutta la vita per voi e c'è una pie che mi fa squinti, anzi dos, perché anche che chiusa di Giulia. E Beppo che non maridarsi, ma se giovane galliere, e andiamo là sostiore lui, a gliene incomodare di venire a stare con i do, con tutto questo qui, e con no, io studio della Santia Sud, e come dovete sentire con i frusti di loro. Femmine, non le faccio sopportate, interessante. Rispo, sei toccato, dove sei stato? Ma se non siete venuto a gustare? Vuole un simpatico. E non sono io il delle ex che la devi conto ai mammi di ogni minuto. Spazio che voci. Questa è la maniera di spinta a tomare. Non sta risquindi, non sta la to, non sta pacché. O so anche stofio, non dai un gozo. C'è mai si fa? Non sei pur in vacanze. O sei stazionato in colleghi tutto l'anno. No, ma tu potevi studiare un freddo, no? Visto che stanno ti hanno promosso per misericordia, quelle. Tu puoi dare essi da pari e miche invece di là qui sanno là e qui sa con cui. Per se tu vuoi avere un figlio studiare e ti mandarlo a spandere le dame. Ma chi sta c'entra, tutto fradi, che le chilometra, no? E con chi stanno si fa mica scrupoli di venire a dare le mani a lavorare a fiare, levarsi un frego di team. Menzi di smentare di mio frate, ho sicuro. Che ho letto frati, che ho gli esempi di Beppo, ce hai al patrimonio frati. Alle impiegate comune stato c'è lusso, alle paghe di famè stato c'è ghiande. E allora tu che tu sei stampa, io c'è pasto di mio, tu stai in collegio di van, dove per quando spindi bene? Io lo odei, colleghi, tu capisci? Il lo odei, non hai domandato io di là. E riguarda i pezzi, tu puoi stare sicuro che non spinderesti più per me. Non spaserai io di io. Sì, mamma, avete spandito di salape, vedete il brutto, Lucia, ti prego, io ho la bicicletta, vai da uno. Ah, che ponove, mamma. Scusi, mi ma io non vuoi da uno, mi sono le robe di chi svolge. Tu la senti sia bassa e non ho segnato i risultati. Se ti vessi rivelato tutti in che maniere. Oh, ecco, come avevi imparato tutti la tua canzonetta? Pensi su sede, Elisabetta canta. Dove sei tu stata, Piccumò? Ho sui là di un momento di Mariutte. Sempre a toro, tanto per cambiare. Oh sì, tu vuoi la pinola, fra tutti per quente si chiama, rispondo dopo, vuoi chiamare a calore e poi dopo niente eravate soppressati. Ma sei sapete anche passare il giorno a quando chiacchiere dopo che lavorare tutto il dì. A proposito di chiacchiere, spieghi tu di aver velato un Michela, tu sei stata lì un piezza a farci piatti di e tu passavi la stupida, come il tuo solito. Tu hai di lasciarlo in pace. Ah, ecco. O hai preparato un Michele. Che idioti volete chiamare? No, non mi tocchi. Non mi tocchi, perché non so fare.
Del resto mi è stata sempre da un parpacani, che se non gli era penere io non potrei anche saputo che era le chiarezze. Ma come è finita, eh? Come dove? Tu squilli su Pindile, no? Non hai avuto displasia partecipando, pure femmine. Ma io sono io, quindi non c'è colpa io. E ha ragione di cuidare i bambini. Tu gli dai smasse confidenze e fanno le puttata. E tu, menina, tu si smasse di sera qui, sai? Non tu sai far moglie e comportarti. Non c'è no, tu non sei vestito da queste riservezze. Se vuoi fatto. Sicuro che io non voglio a torta con sono tutti i panni dalle scuole come che tu passi su. A te non si fa di questi stomi, lo sapevi. Ben, a me e io che tra tutti i sdose, la io o so io. Frutti, faccio bene, vai a porto già. Anima, questo sporti molto del dos. Lui si lampi sulle mie partite di mano. E tu, Giulia, ci venia, prendi le date. Beh, sapesse c'è di virus. Ma se c'è come lei, io in questa casa non mi faccio come di lui, Oh, nene, se no tu fossi stupido. Sì, Giulia, ci dico di là. Allora. Questa è la prima volta che ti vedo davanti. Tony, io non avevo capito. A lei tutto sole. E i figli che non hanno più rispetto di fase inquintri. Silvano, Lucia e Giulia. Perfino Maddalena mi sapeva cambiare. E non dice lui, ma è come se avessi chiaro di un'altra banda. Io non avevo capito, io non avevo capito. Vedete, sono i team che cambiano. Hai queste guerre maledette. Hai tu sei neanche in questi spieghi che dopo la guerra da 15 il mondo si conosceva poi. No, muore chi vuoi chiesa. I team si cambiano sempre qui alla sveglia, sempre qui alla sveglia, sempre qui alla sveglia. Servino. Servino. Ma no, Maddalena è Saduzza che mi governa. Piuttosto, a stu, nessuna novità per me. Ma sì, ho già parlato con l'intenzione che mi cliente, che mi disegna, e anche con preamboli. Si deve capire l'informazione, Simone, ma sai che alcune volte ho succeduti dei uomini che sono bisogni a una spiega dei dovessi. Però bisogna fare la spesa. Io, fin come non ti ha detto nulla, basta che non volevi metterti in pensiero, ma io hai veduto un uomo, non già dato bravo, un zombie. Per fortuna lo hai sminciato prima io. Adesso una strisa. Lui devi un donza lampada. L'ha provata a piazzi la quarta e gli uomini si sono squinduti in un cianton scuro. Lui l'ha fatta zirpar da uno e dopo la disse si rinfinata, ce l'ha detto in partonetta. Non può aver veduto cosa che ieri da una barzina, ma un zombie? Un fantasma? un fantasma, sì. Un fantasma con le barrette fraccate? La barrette fraccate, Simone, il cappello per storto di traverso. Mi somera di sì. Sì, la barretta era vera, ma non sai se sarà fraccata. Mia pure, Simone, allora è Silvano, mio frate piccolo. Allora mi ispirata, ma le danno un po'. In tutto caso, non è pericolo, anche se ti abitui.
No, questa storia non mi ha trascurato. Devi anche. È pericoloso per te, per la tua famiglia. Se posso parlare, io starei scappo per te per sempre. No, no, Simone, no, lasciami. No puedes. Non è vero. Anche tu eres ecco buonio. Fai tu, Simone. Ora di sé. Ora di sé, Maddalena. Ora di me. Simone, io non so. Io non hai mai. Lo so. Basta. Io ti voglio. Io la vuoi bene, Simone. Tienimi stretto. Questa è la salute, Simone. Questa è la mia vita potente. Non è giusto. Nessuna voleva del gusto. Perché ma basta. Non slontana quando scuso. Sì, Simone. Sì. Tony! Signor Tony! Bravo! Silvano, sei tu che? Mandi, tanto l'hai tornato a fare? No, io che non lo sai. Guarda, bisogna una mano per spostarmi presto, che deve solo orecchie. Tu potrai essere spostarmi tu, Silvano. Stai venendo via. Beh, io che non ti rovi 15 minuti, Silvano, ma certo, che ho fatto anch'io? No, non mi hai fatto nulla. Io non hai nulla. Ma c'è? Ah, ti diserei subito il fatto. Quindi tu fai la salutare. Dopo se ti fai bene, non tu vieni qui. O bene, tu vieni qui, come tu fai. Quando tu eri scroto, tu mi stavi sempre attaccato, tu volevi sviare tu, tu volevi imparare tu. Anche tu con la storia di qualche repice. Io non sei più un frutto. Si sei somigliato tu più quanto. No, che io non volevo mica che tu mi corri da uno come una volta. A me, no, ma che mi basterebbe che tu mi dicessi smontì. Che tu mi scambiassi due parole con me. Come no, non come un frutto. Chiaro che io posso sempre stare sincero e sclero. Sono le robe, per stormi le butti fuori subito. E a dir vero, il tuo comportamento mi sta proprio sul stomaco. No, non mi credo. Non è l'unico che te io. Anzi, sono d'accordo, tu sei l'unico in queste chiese che riesci a sopportare. Ma c'è detto così, Silvano? Percetto mi domandi. Che aveva male, per esempio. E comandi tu che di fa, di dire, di pensare come ieri. Tu che non ne può male di ieri. Anche il mio padre, che non è un uomo, è un pepinotto in teso smanso. No, Silvano, pazienza è vero, non è vero. Tuo pari hanno un bravo, lavoratore e anche intelligente. Allora no, tu è. E tanti svolti, a cosa me che non si piazza di svolti, faccio che non vuol dire fastidio. Però non è un pipinotto come tu ti descrivi. E qua anche a Sora Margherita, sarà un franco comandicolo, però chiaro che io lavoro generoso. E io non posso mettere che mi ha sempre aiutato, né anche per me. Qualche che pure femmina aveva tutto il paese qui, gli ha dato un lavoro, gli ha regalato roba. Sa, tu ci fa dire. No, Silvano, se non si è mai mangiato un piatto di minestra e se io ho dovuto a scuola sempre montenè, con gli schiacci di lana e per parare dal freddo che ha, è stato solo per dare il sole. E se
stato troppo importante per me. Io si potuto la scuola. Non avevo fino alla sanità. Ma Silvano, sei anche tu? Ti displasia? No, perché per essere displaselli? Ah, no, non sai, ma sei non io. Ecco, tu potresti aiutarmi che la panca su di una mano. Possono 60 mesi. O si indulge, mister Michele, Silvano? E mangiare sempre, se messo insieme? Ma c'è asma? Ma c'è sempre non c'è? Possibile, ma mi sembra di rispini con male grasse, di preparare con ironie o di dire a pur tristezza. Scommetto che tu diseras che di frutto ai termini, che tu mi conosci lui e c'è venuto a fare a diventare tanto triste. Sta. Silvano, a noi viene con noi. Dai, non state stupidezze. Ma c'è che non so mettere tu, ma c'è che non è una difendere che con io. Dai, dopo ti dice dai. Va bene, va bene. le proprie infarchesi, le par via dalla tristezza, dalla disperazione che gli dà il mondo che mi occorreva all'indietro, a sapere che le anciamo amore bontà, che valanciano la pena di vita. Sai, quando ti ho visto la prima volta, proprio qui, in questa stanza, l'ho visto, questi strati, quando ti ho visto, ho provato subito qualcosa, come se avessi vista. Anche io, Simone, è stato come mi aspettato tutte le vite. Io quando entrai, Simone, non so quindi te vela d'amore. Io non è mai più e stare un cuore severo, come protetto, non sa mai per nessuno, ti ha tolto un fantasma. E a slontanare, tu spieghi che mi mostrare simpatia. Che volte pensi che la tua busca si mariti, non sai per sé. E pensa che non io par mia una triste femmina. E io delle cura io, e basta del bene ogni volta che vedo. Non stava il cuore, di non sapete rivelato l'amore. L'amore lo si impara a scuola. Bisogna avere il coraggio di abbandonarsi, di fidarsi. C'è tante difficoltà se non spieghi, Simone. Sì, amore mio, ma anche tornerai, se tornerai. Faremo un lavoro di intrigo, se solo rimane. Se si olarì bene, non avremo di paura di nulla. Stima paesaggi, si domano al presente, ma tu hai io. Giulia, se fai sto qui? Non ti sei stato dormire? Oh, ieri con Michela aspettai il segnale. Simone, Anina, non aspetti, Sì, signore. eccomi. Addio tesoro mio. Non lì. Tornerò, te lo prometto. Ma non stai facendo la tua stessa cosa, scomodo? Non si impulso, non so poter bene confidarsi qualche volta. Non sei anche tu come non sei, che paresse non mi si fidasse.
Vuoi se ti piace un fantasma, vuoi a tua qualità di compagnia, un vestito, non sei grigio o blu, adesso mi volgare. E se metti un frego di lo sui lari, io se mai la notte di Masotta. Non sto bellando, e también. E se non ti guida, però, come io ero distrutta, sempre dimmi che sono inciusata e che cosa somiglia qui oggi. Sicuro? Io però non trovo sei tan stupida. Non farei anch'io come il so, che basta lei una roba per imparare. Però, anche ieri a scuola, non eri neanche l'ultima della classe. E arrivata agli oggi, c'è per di sapere, che vuol dire tanti svolti, che non si lascia essere che neanche con un bene. Sì, ma non sei, è differente. A lei interessa da medicina. La sua passione più grande sono i libri. Anche a me mi piace lei, però ieri lo fa in un'altra maniera. Fa più dentro, se pensi di lui, non se ne c'è altro. Oddio, è vero che non interessa i miei ma per la verità non si lascia studiare anche di Mossus, no? Dato mai che tu devi forse bussare qualcuno. Dammi qui fruspizzi e vuole darmi. Sì, è vero, è difficile di te perché non puoi dall'anima. Sia di stare che non riesco a dormire. Aiutami un lavoro serio. Ah, beh, allora sarebbe perché anche tu sei serie, non ti ho voluto contare minuie di Simone. Sarebbe che ti contassi, non sai neanche io che è succeduto. Sì, un disastro. Fin dal principio che si presenta. Non sai neanche io, come, sì, o so quello di te si basta, perché un punto di servizio. Io concordate di essere ormai federale. Signor, non si darà a salvatrupisti, questa guerra, o si pronte a fare di tutto, a scampare per finire, anche a scampare con lui. Metti tu la mano su questi fisico, vuoi sposare un ebreo? Oh, signor, non so fare in che niente, cosa era il diavolo? E poi Badadore a far chiamare il figlio di Montegnano, che ti sta tanta uno. Che belle cristiane. Sì, bisogna che avere una sessione, che non ne varrà mai giù. O ben se vivessi oltre, mi varrà rinfacciarsi tutto della vita di sei figli di contadini. E una volta che dalle 2030 anni si è fatto un scenario che mi sono così vergognare e noi più oh, cuore, non c'è tante cose per partire. Sì. Giulia, vuoi parere, che mi pare che ne voglio morire. Però se Dio che noi volete bene a volte, se no io vorrei schiattare la forza di convinti. Se Dio che l'ha vestito, lo spiedassi tu. E tu, mi vuoi soltanto a me credo. Oh sì, Madalena, signor, tu non tu sai se tosca, c'è delicato, c'è buono. Anche a me mi sembra che passeresti tutto per piarmi. Stato in dal primo, come è stata federale, perché che mi fa sempre turno, così, sempre per solo, sempre su turno. Allora, così, per dire che si vergognava di non avere un pari. E anzi, faccio più male. Beh, insomma, oggi si pissasse un po' alla volta di c'è tanto bene che si oleva. Beh, sì, lì in modo mio, che il suo non scoventi, c'è fatto marina affrontando le strade.
vestici miseria. Qui sotto la catena in questi pezzi, steate di vecchie. Vado in bagni, ti chiami, forse ti qualche crit. Noi tipici di comune. Oh, Silvano, scusate. La mamma della funzione con Russia. Sì, lo sai, da sempre qua che a te. Gli bevi sete, volevi bevi un flat di acqua. Silvano, tu vorresti rifare la pace con le mamme. Gli domandai scusa. Io domandai scusa. Non gli è mai contento, non gli fa mai venire. È sempre di faccia carurie. Bisogna che tu deve bene soffocarmi, Silvano. Anche se non ho scuola di studiare, di fare il contadino, tu puoi sempre scegliere il mestiere, no? Anche la mamma capirà che è un po' sbuttato, insomma. Però non dovresti portare via giornate se non le tue fasi. In compagnia di chi che non può insegnare, proprio in noi e di noi. C'è stato tu per me compagnia. Ma tu sei sempre serata in piazza. Non so se serata in piazza. Se poi tu sai che io ho 80 anni. Oh sì, li to sbagli. Di sicuro saranno stati sloro, papà. Intanto che si misurava di vista. Guardi che suo fratello frequenta cattive compagnie. Dice state la signora contessa o la signora Mulinari? Silvano, tu sai che non guardavo le spiagge. Però sai che tu passato con un troppo di fantastico le grandi di te che non hanno per lui una buona reputazione. E sono Lazarosi e Violenza. Lazarosi? Sicuro. Violenza. Non c'è saputo. Io ti dico che non ho mai avuto un espresso come te. Altri che i predi soloratori. Un silenzio di stavasino dei summinis che vi si impremuto le manie. Guarda. Ma c'è crosto? Credi da tanto come stupido? Ma insomma, c'è fastidio. Quasi tanti slovis. Mi ci prepari. Ho vinto alcuni l'intestino dall'Italia. No, a volte, in questi di tutti. Ma non stava pure. Si fisare tu che vuoi cale Silvano. Ma c'è un bisogno che tu potresti dire. C'è per gli studi con tutti questi slovis. C'è voglio dire intestino dall'Italia. Ti rendi sto corpo che ciò che tu dici ha un nome per Raulis? Raccidine, Maddalena. Se ne ti dico anche io un partito pubblico. Sei robusto, Silvano. Tue belle classi, passaggio di. Non mi pare che tu sei tu. Aspetta di noi. Ti vuoi sospitare di castrie di Russia o di colcatos di Giulia o di sta sicuro. Io inoridi a sopportare i territori ste patrie. Anche Beppo, sì anche lui, con la scusa che ha dato i frutti, che lavora del comune, ma lo della schindale di dal fronte. Fatti lo sclero, aveva un'imboscata, come tanti altri scosai per io. C'è Ciavare, Silvano. Se ti verrà il soldi. Ah, noi, la sappiamo. Ma non tu stesso, Silvano. Noi ti, mi spieghi. Nene. Sì, Silvano. Posso io? La torna. Spiegami. Che bellina, c'è una strada di Silvano. Lui, la sappiamo. Mandi Maddalena. Silvano! Vieni, Silvano! Silvano! C'erano di te tutte le chiappe. Dio vuole che non faccia sproposito. Bisogna cercare la fata di tabellare il primo, forse lei mi scorderà. Non è perché mi dismettei. Alla vita 3 anni, che tu ti fermi su un mettini canoniche, la prima volta che tu passi in sì. Allora salvi domandato. Oh, Gesù Maria, è scansante, mi sa male, allora spacca, e ha trovato i bei, c'è da le così. Oh, Lari, tu sei stato tu, eh? Sì, tu sei stato tu. Vergogne, torni, c'è che tu hai trovato. Ma signora Margherita, ma c'è lì? No, mamma, no. Ma l'è stato lui, sì? Al potesse stato, ma che lui al sapere, non la continui vivere. Ma signora Margherita, io non l'ho fatto, perché ci sono. Non so neanche che fare. No, mamma, no. Non è stato lui. Quello di sapere gli occhi questo. Culo. No, mamma, lascia stare, qui è finta, tanti sarai dopo. No, tu lo senti, ma tu lo Va bene, tanti sarai, no? Quindi, culo. Propulita, sei stato. Culo. Si va.
lui. Ma la rica saranno 10 minuti. La dite che volete bevi un po' di acqua e la giornata una tazza di vetrine, ma la tazza di cipollino. E poi faccio la tazza che abbiamo stimpi dal corpo. Io sono non io pensavo, ma la realtà è strana, al di là di certi robe. Cara Margherita, io tu ho domandato scusa. Ma pretendo di domandare scusa. Dammi da dare a me, che non hai rubato mai nulla, neanche un frotto che ti piace, neanche qualche patino di miseria. Ce l'ho, qui ha trattato il pedilare. Voi non so, Giulia, se tu diventate malate. Ma no, io non sono stata tan sana. Perché io mi penso di bene. Io voglio maridarsi. No, non era il momento. Intanto si vive io, tu non ti farai anche tanto di che, ti porta lui che sicure. Intanto se si vede tu, mamma, io apro la rai di te. E non mi importa, già che tu dici, se sai che tu fai. Ma non fate burri, che spanzate, che strondine, che batte! Ma c'è madre, si vuole il vento, un po' di chiesa, non farà ascoltare. In questo modo si sa che quelle sono pari, e sono marito, e mai state maridate. Farate a un fluzzolo via, e in casa si tratta su le vorbe anche, ora femmine, lavorano come un assassino più scura che altri, no? E poi, non fa nulla di male, non ho quando sono. Anche tu, Tony, anche tu lo fai. Ma non sta dimmi che tu saresti scontento. Sicuro che lo fai, scusa lei, no? Ma sai che Michele hanno fruttato di sé lavoratore, e per noi stupido. Si caserà, diventerà un bravo Margherita i bei saranno a bene, ma si che sia tal culo, si che si impara dalla vita, che resta, dove sta il timore di Dio, Margherita? Ah, Tony, se tu mi dai squintri anche tu, allora proprio di che il mondo alba qui più sparaio. Sarebbe inutile, sono partito per unirmi ai salvatori della patria contro i vigliacchi traditori. Ma mi dispiace, per i soldi ti renderò il doppio se tornerò. Addio, Silvano. I salvatori della patria, i vigliacchi traditori. Addio, Margherita, le altri fascisti. Chiamate, partiti, quei repubblichisti! Ma tu stai arrivato a farsi tiramenti, hanno messo di senza si tornano Alla grande soldata, per raccontare le poesie, ma non si ha più del valore, ci vedo da morto! Non sta disperati, non le su, tu vedrai come non c'è ma allora adesso Lucia, ho sbagliato, ma perché, ma è tu là, no, perché? No, non sta tormentati tua sfazia che tu volevi smettere, che ti avevi insegnato i tuoi miei. Sono poi io che sbagliato. I te la sadra in davanti per sola, a tirare la camera, non mi sto impazzando in noi e chi? No. Si vede perduto un po' di tempo con quel fronte. Come chi l'ha perduto con Beppo, ma ieri giorni con che Beppo le piccole dopo. Sono dati di fronte.
Io ho pensato che io dovevo forse non mettere di porta a casa la pagnotta. E dopo le ragazze vanno. Io ho pensato di ma se credi che torno a via tutto. No. Hai sbagliato anche tutto. Io hai sbagliato anche io. No. Ma senza un caffè? No, certo, Maddalena. Un'infuiata che mi ha regalato un'insieme. Esatto, di chi se ne vuole fate quelle vere per loro. Insomma, è proprio del momento io spardisnitale, Maddalena, piano di noi e il papà e le mamme a riguardo di me che... No, picciole, anche noi. Ma non fastidiate. Io darai che tanto questo. I vuoi bene, che lo sai. Tutto mi ha sempre aiutato, di piccola in su. Sato per me tu sei come la Santolina di Cinisintola. Bravo, stupenda. E di Simone Satuarca. Sì, grazie. Ho avuto un biglietto scritto in premuta. Mi scrive il mio bene, che tornerà. Io le sono tan triste, sei contenta con tutto quello che è succeduto. A Silvano voglio dire, poi la guerra, i mazzilis, i tedeschi in chiesa. I giovani non si sa se torneranno. Ma Maddalena, ma triste tu. Ma se tu sei così buona che non si vuole andare più bene. Hai mai più la mamma va e il papà non sa. Sapete certo questo? Mi sometta anche ieri in fisica. Signore Sante Lucia. Sì, poi evavi di squindò sperando di arrivare a via delle sante che portava i soldi. Ma, signor, ma non vi arriverà E si disagio quando si landa di stignò tutto blado. Per via di Cristi Luna. È vero. E avevi visto qui con il fette di polente e anche un po' di formaggi. Mi pare che è bello, vedete, anche una mezza bottiglia di vino. Dio se tanto se sei io giuro, si sa, insomma. Io per vero, ho mi ieri dormidite di strade e non io tutto noi. E va bene a minore, beh, ho li senza fare che le stesse mamme, come tu fai? Però c'è tanto riguardo per insieme. E che abbiamo senato sulle monte grandi a via di Val Sorelle? C'è sorte che la mamma non svede la santa sua. Ma sì, ma non sanno la santa Islam, no, perché che ieri mangi Beppo e Nestri così Anselmo. Ma quel che non ho mai saputo, che Beppo l'ha sparito al manco lo conosce. E Anselmo che te ne pensa chiocco prima di arrivare in sopra. E si pisano se ti porto ieri in piccoli, se l'hai venuta a dormire la sera insieme e si confessavi. Sì, e ognuno di noi palesava un suo desiderio, una roba che ora le tante arrivatore a fare. Perché Satris e preambulava Maria per tutti i desideri al poter diventare vero. Sì. E ci faressero di prea per te come non sei? Ti senti ogni volta di prea per me? Sì. Beh, e allora ho preais per correre a passare le anche di toma. E per dopo ho preso un altro istituto, ma che non è così grande. Che non si neanche a pensare. Ma io lo sai cosa è detto su. Tu vorresti poter studiare, magari alle scuole di sera e già fa un diploma. Ma perché non vorresti studiare mai? Vorrei anche chi sta guerra sarà finita. Ad esempio, tu sta stabilimento, tu sei più bravo dall'ingegnere. Oh, tu brava dall'ingegnere. Dai, ma tu non vuoi che scrocchi.
Io invece non sono intelligente come te e non potrai che sei un'altra che della corrente o le contadine. Il mio su alle donne che di maridani e di refrus e magari ti l'avete piaciuta. E per te, se varassi di prego. Prego, queste guerre che finissi presto e che tu ci puoi intorno a casa.